Presidente, mancava solo lei ai nostri microfoni, quindi vogliamo sapere qualcosa, insomma. Beh, dopo una bella partita, sarà anche calcio d'agosto, però oggi gran bella partita, soprattutto da parte della tua squadra. Sì, sì, sono soddisfatto per l'impegno dei ragazzi rispetto a mercoledì che mi hanno detto che era un po' più sottotono e questo è stato, sì, è importante per noi che riuscire a crescere, soprattutto abbiamo visto i ragazzi giovani, interessanti e che hanno contribuito a fare una gran bella partita oggi, insomma, sappiamo di aver giocato con una bella squadra anche loro, insomma, quindi è in Serie D e quindi questa è una gran soddisfazione. Insomma. È un credo ormai che vi sento dire, avete ringiovanito parecchio, però avete ringiovanito bene, volete stare dietro, non vi siete candidati a nessun posto lì davanti, però c'è quel però. No, l'obiettivo nostro, l'ho detto anche ieri alla presentazione, l'obiettivo nostro è quello di fare meglio dell'anno scorso. Poi sono i ragazzi che scendono in campo, ci sono tante componenti, gli infortuni, la fortuna e tante altre cose. Quindi noi allestiamo come dirigenti, abbiamo allestito il direttore sportivo, abbiamo allestito una squadra, sappiamo che è competitiva per fare meglio dell'anno scorso, quella è la nostra speranza. Poi loro negli spogliatoio decideranno se fare un gran bel campionato o un mediocre campionato. Io spero che facciano la cosa migliore. Insomma. Tu che sei un esperto ormai di questa categoria, chi vedi? Hai un'idea già di questo campionato? Tutti dicono Borgorico, Cavarzano, la Leo. Sì, esatto, girano questi nomi, chiaramente anche la Leo so che ha fatto un'ottima squadra, quindi sicuramente è una squadra tosta. Borgorico sappiamo cosa ha davanti e quindi sicuramente una gran bella lotta e tutte le altre perché poi come al solito, hai visto l'anno scorso per esempio lo Pitersina che qualcuno la pensava a metà classifica e poi in ultima insomma è venuta fuori e si è portata a un quarto posto, quindi bisogna affrontare il campionato, poi si vedrà insomma. E voi lo affronterete. In bocca al lupo, Presidente. Grazie, crepi il lupo, grazie.